Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda L'Avvocato risponde. E la linea passa subito a Valentina Verdone. Grazie mille della linea, buonasera a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata dell'Avvocato risponde. Io sono Valentina Verdone, coordinatrice e assistente di uno studio notarile e come sempre sono in compagnia del notaio Federico Montagna. Buonasera a tutti. Prima di iniziare con l'argomento, anzi meglio con gli argomenti di oggi, ringraziamo Radio Libertà, l'avvocato Celeste Collovati e vi lasciamo sia il numero 328 24 08 154 sia la nostra mail il notaio risponde @gmail.com scritta tutta in minuscolo e senza spazi per dar vita a curiosità o anche a semplici domande inerenti all'ambito notarile. Oggi parleremo di 3 argomenti, sperando di rimanere nei tempi. Il primo riguarda la prima casa, o meglio la proroga dell'esenzione prevista dal decreto sostegni bis. Comunque spiegherà tutto meglio il notaio. Il secondo invece riguarderà l'agevolazione della piccola proprietà contadina, meglio conosciuta con la sigla PPC, mentre il terzo argomento riguarderà l'interdizione legale. Quindi direi che sono 3 argomenti nettamente diversi tra di loro, ma speriamo che possano essere di piacevole ascolto. Partiamo subito quindi con la prima casa, nello specifico appunto con la proroga dell'esenzione prevista dal decreto sostegni bis e il notaio ci farà un breve riassunto della durata originaria, della proroga, dell'oggetto e dei presupposti dell'esenzione. Detto questo, passo direttamente la parola al notaio. Allora, buonasera a tutti, grazie Valentina della presentazione. Allora, una prima notizia flash che volevamo dare era questa qui. Avevamo già fatto un'ampia puntata l'estate scorsa, invitiamo i nostri ascoltatori a visitare il sito internet della radio e il canale YouTube per eventualmente ascoltarla, dove avevamo ampiamente parlato del decreto sostegni bis e in particolare di un punto del decreto sostegni bis di interesse notarile che riguarda la prima casa, in quanto la norma ha previsto un'esenzione per gli under 36 che si accingono a acquistare un'abitazione da destinare appunto alla propria dimora principale. Oltre ai classici requisiti della prima casa, a patto che l'acquirente sia under 36 con ILD inferiore a 40.000 euro annui, la legge attribuisce al titolare, al fine ovviamente di incentivare l'acquisto delle prime abitazioni, da parte di soggetti che in quanto giovani si presumono più colpiti dagli effetti economici della pandemia e delle misure di chiusura che ne sono conseguite, volenti o non, di proseguire diciamo, questo trend di acquisto di prime case, di facilitare l'ingresso alla dimora di proprietà. E di conseguenza è stato previsto in caso di imposta di registro un'esenzione totale da imposte, mentre in caso di imposta sul valore aggiunto non vi è un'esenzione delle imposte che comunque deve essere versata, ma a fine anno si ha un credito d'imposta di importo pari all'imposta versata al venditore, di conseguenza in pratica l'imposta è pagata ma poi restituita.
Questa misura era una misura dettata un decreto emergenziale, quindi a differenza della prima casa, che è una agevolazione a regime significa che non è transitoria, ma è una disposizione definitiva nel nostro ordinamento che rimane in vigore a tempo indeterminato, mentre il decreto sostegni bis ha attribuito questa esenzione per l'anno del 36 soltanto originariamente fino al 30 giugno 2022. Visto tuttavia il perdurare della pandemia e l'ampio successo della misura, segnaliamo in questa sede che il legislatore ha stabilito con la legge di stabilità del 2022 la proroga di 6 mesi. Quindi attualmente l'Under 36, per godere di queste esenzioni di imposte, avrà tempo per acquistare non soltanto fino al 30 giugno, ma addirittura fino al 31 dicembre 2022 dell'anno corrente. Brevemente quindi richiamiamo in questa sede soltanto i requisiti principali dell'esenzione, invitando appunto i nostri ascoltatori a riascoltarsi la nostra puntata dove avevamo ampiamente parlato dei presupposti e dell'ambito di applicazione. Allora, l'acquirente, come abbiamo detto, deve essere un Under 36 che non solo non ha compiuto i 36 anni, ma che non li abbia a compiere nell'anno corrente. Siamo nel 2022, tanto per fare un esempio, se nel mese di aprile una persona che è nata a maggio 1986 andasse a comprare la casa, tecnicamente ha 35 anni. Però la legge dice che non deve avere 36 anni nell'anno in corso. Quindi, per fare un esempio chiaro, possono godere dell'esenzione nel 2022 soltanto quelli nati dal 1 gennaio 1987 in poi. Il presupposto ulteriore è che l'acquirente abbia un ISEE inferiore a 40.000 euro annui. L'ISEE deve essere calcolato ovviamente secondo le consuete regole da professionista abilitato e sarà necessario che si faccia meglio una certificazione ad hoc da consegnare alla banca per l'eventuale mutuo e comunque da consegnare al notaio erogante per certificare il possesso di questo presupposto. L'ultimo requisito fondamentale è che l'acquirente sia poi abbia a richiedere dall'atto l'agevolazione prima casa. Anche in questo caso abbiamo fatto un'ampia puntata sulla prima casa e si tratta veramente di un mare magnum, cioè esistono libri di professionisti che trattano della prima casa di 2.000-3.000 pagine, tanto per capire il volume della giurisprudenza sul punto. Però a estremamente sintetizzare, la prima casa è un'agevolazione che consente di ridurre le imposte dell'atto passando da un'aliquota più alta a un'aliquota più bassa, che è il 2% in caso di imposte di registro e il 4% in caso di IVA, e da questo punto di vista i requisiti per poter usufruire la prima casa sono essenzialmente 4. Punto primo, l'abitazione deve avere caratteristiche non di lusso. Uno pensa come faccio a sapere se la casa è di lusso oppure no. Fino a un po' di tempo fa c'era un decreto ministeriale con dei criteri un po' complicati, oggi è molto più semplice in quanto si deve guardare la categoria catastale risultante dalla misura. Sono in categoria di lusso gli immobili A1, A8 e A9, tutte le altre abitazioni sono non di lusso, molto semplicemente. L'acquirente deve poi avere la residenza non per forza all'interno dell'abitazione acquistata, ma anche soltanto all'interno del medesimo comune, oppure deve impegnarsi a trasferirla entro 18 mesi, successivamente a progetto. Altrimenti deve avere la propria attività lavorativa all'interno del comune, o poi vi sono poi delle fattispecie particolari come gli italiani all'estero, probabilmente le forze armate, eccetera. Per quanto riguarda il terzo requisito, l'acquirente non deve avere la proprietà piena o in comunione col coniuge di un immobile abitativo nello stesso comune, anche non chiesto con la prima casa. Quindi nel caso in cui Tizio intenda comprare a Teramo un immobile destinato a abitazione prima casa, ma nel comune medesimo abbia già un precedente immobile ereditato o comprato come seconda casa, allora pur se la prima casa non è mai stata richiesta, l'esenzione, l'agevolazione prima casa non sarà richiesta.
Come ultimo presupposto, l'acquirente non deve avere mai richiesto l'agevolazione di prima casa, in quanto la legge ammette di poter godere della prima casa soltanto per un immobile contemporaneamente. L'unica eccezione è il caso in cui l'acquirente si impegni, come già di una prima casa precedente, a rivenderla entro 12 mesi successivamente all'atto. In questo caso, quindi, eccezionalmente è ammesso a comprare un'altra abitazione con la prima casa, ma sotto la condizione che entro 12 mesi del anno precedente, altrimenti decadrà la nuova prima casa. Allora, perché ho dedicato i presupposti a prima casa? Perché, come abbiamo detto, sono i presupposti per l'esenzione. Quindi, per poter l'esenzione sostegni vista, devi essere under 36, devi avere un IVA inferiore a 40.000 annui e devi portare la propria residenza all'interno del comune in cui acquista l'abitazione già avercela, non avere altre abitazioni nello stesso comune, non avere altre prime case o impegnarsi a venderla entro 12 mesi successivi all'atto e l'abitazione acquistata deve avere caratteristiche non di lusso. La proroga dell'esenzione under 36 vale fino al 31/12/2022. Benissimo, speriamo sia stato tutto chiaro. Adesso passiamo all'agevolazione della piccola proprietà contadina, o meglio conosciuta come detto in precedenza con l'abbreviazione PPC. Dopo una breve introduzione vedremo lo scopo, gli effetti e i presupposti della PPC. Allora, molti dei nostri ascoltatori, immagino, saranno coltivatori diversi. Molti ascoltatori si occuperanno appunto della produzione della terra, gestiranno un'impresa agricola, magari, se non hanno fatto direttamente, hanno magari in famiglia persone che hanno svolto questo lavoro, magari i padri, i nonni, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia è stato fino a pochi anni fa un paese rurale e parte della tuttora in molte regioni e di conseguenza le disposizioni che riguardano l'agricoltura sono sempre state centrali nella nostra economia. La nostra economia tuttora è in realtà in buona parte basata sulla produzione di eccellenze agricole che a volte vengono valorizzate, a volte non abbastanza, ma il legislatore ha adottato nel corso del tempo, opportunamente, una serie di disposizioni a sostegno dell'agricoltura. Queste disposizioni si orientano talvolta dal lato più squisitamente civile, ad esempio la relazione agraria a favore del confinanza dell'affittuario, che favoriscono in qualche misura l'accesso alla proprietà dei terreni da parte di chi lo coltiva ai confinanti. Altre volte invece si risolvono in agevolazioni fiscali o comunque disposizioni di carattere fiscale che mirano a introdurre una serie di disposizioni di preferenza per l'impresa agricola. Per capire questi quadri occorre partire dalla premessa che nell'ottica del nostro legislatore, anche del legislatore europeo in realtà, perché no, l'impresa agricola è vista come un'impresa particolare, cioè la legge divide sostanzialmente le imprese tra imprese agricole e imprese commerciali o non agricole, laddove le imprese commerciali sono banalmente tutte le imprese che non sono agricole. L'impresa agricola è quell'impresa che ha come scopo non soltanto come fino a 20-30 anni fa si intendeva la trazione nuda e cruda della terra o l'allevamento, ma anche tutta una serie di attività collaterali che magari sono coinvolti con un processo cosiddetto verde, biologico, soltanto in alcune fasi. Quindi, perché un'impresa si qualifichi come agricola dalla riforma del 2001, non è in realtà necessario che l'impresa abbia come oggetto esclusivo la conduzione dell'intero ciclo produttivo, ma che riguardi anche soltanto una fase di esso. Ad esempio, un'impresa potrebbe occuparsi semplicemente non della produzione della pianta, dal seme al frutto, ma soltanto della sua crescita, per poi rivendere le piante cresciute a terzi, che poi si occuperanno della loro piantumazione e della messa a frutto. Quindi in realtà l'implicazione dell'impresa agricola si è
espanso tantissimo nel corso degli anni, così come è considerata sempre connessa all'attività agricola e quindi di fatto soggetta alle medesime agevolazioni o comunque norme, anche le attività di commercializzazione, gestione, sponsorizzazione, valorizzazione, eccetera, che sono comunque connesse all'agricoltura. Ad esempio, il coltivatore che produce riso o ortaggi e che li vende, tecnicamente, quando li vende, non sta compiendo un'attività agricola, perché l'attività di rivendita non c'entra non copre né l'intero ciclo biologico né una parte di crescita dei prodotti. Eppure quell'attività agricola, quell'attività di rivendita commerciale si considera agricola in quanto connessa all'attività agricola precedente perché è svolta dall'agricoltore. Tutte queste disposizioni quindi sono attività agricole o attività connesse. Che cosa riguarda l'eccezione? Riguarda variabili. Innanzitutto le imprese agricole non sono soggette a fallimento, quindi non possono fallire. Questo non vuol dire che l'agricoltore non risponde dei propri debiti, ma risponde come risponderebbe un privato che non paga il mutuo. Cioè la casa viene messa, o il terreno viene messo all'asta, sono i propri debiti e ci si soddisfa sul ricavato. Però non è sottoposto a quella misura che è il fallimento, che è una procedura molto più complessa che comporta lo spossessamento dei beni globale della persona, la gestione di un curatore fallimentare, la creazione di una massa di creditori, di organi fallimentari, eccetera, eccetera. Queste procedure per l'agricoltore non valgono, indipendentemente da qualche grande impresa agricola. Quindi anche imprese agricole gigantesche che fatturano decine o centinaia di milioni sono sottratte al fallimento. Il reddito agrario poi ha delle regole particolari, non si va verso un reddito dichiarato ma sulla base di un reddito presunto, automatico per così dire, sulla base del valore del reddito agrario che risulta dalla misura catastale dei beni e quindi con semplificazioni anche per quanto riguarda la capacità di accertamento dell'agenzia delle entrate, di contenzioso e così via. E poi regole particolari riguardano ad esempio anche l'acquisto di terreni. Allora noi come sappiamo dalle altre puntate in cui ci siamo occupati dei temi, quando una persona va dal notaio a comprare un immobile deve pagare delle tasse. Perché? Perché lo Stato non impone, o almeno non dovrebbe imporre, anche se in realtà a volte il risultato non è sempre quello sperato, le imposte a caso, ma le impone in proporzione alla manifestazione di una capacità contributiva, cioè laddove tendenzialmente si ha una manifestazione di ricchezza, lo Stato tassa. Cioè, l'idea dello Stato sarebbe della legge lo Stato anti-Robin Hood, anche se a volte l'effetto è proprio contrario. Cioè non andiamo a tassare il più povero, ma andiamo a tassare la ricchezza laddove ci accorgiamo che una persona ha ricchezza, principalmente con facoltà, con intenzione redistributiva. Quindi se una persona ha il reddito e utilizza questo reddito per comprare un bene, dice stai manifestando che tu hai della ricchezza, di conseguenza ti sei arricchito perché hai comprato un bene, però ci dici qualcosa insieme. Questo è il senso. Senso magari può essere criticabile, può trovare il tempo che trova perché una persona potrebbe pensare adesso faccio un investimento produttivo, addirittura magari mi sto indebitando, mi sto impoverendo forse piuttosto che arricchendo. Però al di là dei punti di vista sarà una concezione arcaica, sarà una cosa vecchia, però così funziona. È lo stesso discorso quando funziona l'IVA, quando uno va a comprare un prodotto al supermercato, perché c'è l'IVA? Perché dici tu hai del reddito, lo stai impiegando, quindi siccome tu ti stai concedendo il godimento di beni e di servizi, allora io mi prendo parte, una tassa, perché tu dimostri di avere della ricchezza per cui parte me la prendo io quando la uso. Queste imposte vengono versate al notaio. Quindi quando una persona va a comprare un terreno agricolo, in realtà se IVA non è stato il venditore, ma il terreno agricolo è verificabile soggetto all'IVA alcune volte, il terreno agricolo non è mai soggetto all'IVA, quando anche se venduto da una società deve versare un imposto di registro a favore dello Stato, che è a carico dell'acquirente e che pare il 15% del prezzo dichiarato, senza possibilità di riferirsi al valore catastale. Chiaramente l'eco del 15% cioè quando una persona fa un investimento sarebbe come se una persona avesse, molte magari avranno dimestichezza con investimenti in prodotti finanziari, eccetera. Immaginiamo l'area riservata dove una persona va a comprare il titolo, un secondo dopo
compare nell'elenco meno 15%. Perché? Perché le spese sono in questo caso meno 15%. Quindi tante volte non lo immaginiamo perché si tratta di beni immobili, però in realtà il costo di entrata solo di imposte è il 15%. È un carico molto elevato, molto sovrano. Di conseguenza, quando l'acquisto viene effettuato dal coltivatore, considerato sempre il fatto che il legislatore considera l'impresa agricola come qualcosa di fragile, qualcosa che merita una particolare protezione, un vaso di terracotta tra vasi di metallo, di acciaio in qualche modo, che rischia l'estinzione perché nel mondo globalizzato moderno l'impresa agricola, in particolare l'impresa agricola europea e italiana, sono visti come soggetti deboli che vanno tutelati. Questo potrà essere ovviamente una politica positiva, una politica negativa, che ha delle controindicazioni, però politiche valenti da 30-40 anni in questa parte, la politica adottata è questa, e di conseguenza lo scopo è quello di agevolare appunto l'acquisto della proprietà da parte del coltivatore e in questo caso non dico annullare, perché forse è stato troppo, anche se in realtà perché no, però quantomeno di ridurre fortemente l'impatto fiscale che l'acquisto ha sul coltivatore. Vale a dire, certo, tu agricoltore mi stai manifestando una capacità produttiva, una capacità reddituale, però se da un lato abbiamo messo delle norme fiscali di favore per l'impresa agricola perché dobbiamo proteggerla, poi dall'altra parte, quando questo agricoltore si è messo da parte un po' di soldi, li utilizza per comprare un terreno, non una casa, un terreno, voglio dire, per ampliare la propria attività agricola, poi non gli possiamo dare la valanga del 15%. Quindi il discorso è dire semplifichiamo. Semplifichiamo, quindi lo scopo della PPC, in altre parole, è quello di dire favoriamo l'accesso alla proprietà del terreno nella parte produttiva, favoriamo l'investimento agricoltore, favoriamo l'espansione ad esempio l'acquisto di immobili che possono essere terreni, come vedremo, anche fabbricati produttivi, capannoni, eccetera, e riduciamo l'impatto fiscale dell'acquisto. Benissimo, quindi mi collego subito al fabbricato. Quindi abbiamo visto lo scopo di produzione sulla PPC, ma spostiamo l'attenzione sull'oggetto, quindi oggetto dell'acquisto con PPC possono essere sia terreni a destinazione agricola sia fabbricati di varia natura che siano al servizio della coltivazione del fondo, essendo peraltro necessario esprimere appunto a riguardo alcune precisazioni. Quindi vediamo nel particolare questo punto. Allora, esatto, hai detto proprio bene. Innanzitutto la PPC è rivolta all'acquisto di terreni agricoli, quindi lo scopo principale dell'agricoltura, attività di coltivazione di terreni, di gestione, di allevamento, di silvicoltura, si muove come vuole, però non c'è agricoltore senza in qualche modo prima o poi un terreno. Anche se in realtà esistono delle forme molto particolari in questa agricola, magari ci sono oggi delle produzioni che semplicemente in terra, immersi in liquidi particolari, che prescindono in qualche modo dal terreno. Sembra un po' incredibile, ma ci sono oggi c'è dell'agricoltura senza terreno, ecco. Ci sono delle terre dove vengono fatte crescere degli ortaggi immersi in un liquido, tutte delle cose un po' particolari, però esistono anche questo. In qualche modo, diciamo, in generale, l'impresa agricola tradizionale si basa sul terreno agricolo. Quindi la PPC si può chiedere, vedremo gli effetti, li vedremo dopo, di chiedere qual è il vantaggio della PPC, lo vedremo, si può chiedere per l'acquisto di terreni a destinazione agricola, non per gli acquisti di terreni a destinazione non agricola, perché se l'agevolazione te la do perché tu compri un terreno agricolo, se il terreno non è agricolo non più. Quindi per l'acquisto di terreni edificabili o comunque né agricoli né edificabili, ad esempio il parco, allora in questo caso non è disponibile agevolazione di piccola proprietà contadina. Se la vendita è mista, nel senso che riguarda terreni in parte agricoli e in parte edificabili, potrà essere richiesto soltanto per la parte agricola dei terreni. Parte edificabile sconterà l'imposto tradizionale che è l'IVA se è venduta da soggetto IVA o l'imposto di registro al 9% se è venduta da parte di un privato. Può essere poi chiesta, una persona ascoltatore si chiederà, ma come faccio a sapere se il terreno agricolo è edificabile? Perché tante volte, in realtà molte persone vengono a rogito e scoprono
sorpreso, addirittura a volte con orrore, che vista la percezione che viene imposta e la crisi edilizia degli ultimi anni, una volta non si vedeva l'ora di avere pianificabili, oggi sono in molte realtà più un peso che altro. Ma come si può sapere se un terreno agricolo no? Lo scoprono all'atto o poco prima, diciamo, ma non sapevo che il terreno era edificabile, non me l'ha detto nessuno. Con il certificato di destinazione urbanistica, è un certificato CDU, certificato di destinazione urbanistica, che qualunque proprietario può richiedere al comune dove si trova l'immobile e che attesta ufficialmente, quella è l'unica fonte, la misura catastale conta 0, la cultura proprietata conta 0 se il terreno agricolo edificabile. Si guarda solo questo. A volte non è raro che ci siano terreni edificabili che siano di fatto condotti come campi, perché magari il proprietario neanche lo sa che è edificabile, o altri sono dei terreni agricoli che magari sono abbandonati da anni, ma quello che conta è la destinazione in comune. Il comune, il piano regolatore dice che è in zona agricola, e l'agricola dice che è in zona edificabile, è edificabile, indipendentemente da quello che sopra ci fa il proprietario. Notaio Montagna, ci fermiamo solo per 2 minuti con un breve stacco musicale e torniamo subito, va bene? Grazie, va benissimo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo in onda con l'Avvocato risponde. Grazie mille della linea, eccoci qua. Passo di nuovo la parola al notaio Montagna per proseguire il discorso sull'oggetto della PPC.
Allora, questa è Valentina. Quindi, oltre ai terreni di cui abbiamo appena parlato, in realtà la situazione di contabilità contadina si ritiene estensibile anche ai fabbricati, perché sappiamo, va bene la vigna, però si va anche la cantina. Quindi l'attività agricola, specialmente al giorno d'oggi, è pesantemente meccanizzata, almeno si spera che lo sia, non si svolge soltanto sui terreni, ma si pone comunque la presenza di fabbricati. Il coltivatore, la famiglia coltivatrice dovrà pure abitare nel fondo o vicino al fondo, ha delle esigenze quindi abitative, ma ci sono anche i fabbricati produttivi, i capannoni, i ricoveri attrezzi, i depositi di granaglie e di materiali, magari ci sono anche degli stabilimenti di lavorazione di prodotti, perché no, anche un negozio per la rivendita diretta, dei luoghi di stoccaggio, insomma, tutte le attrezzature che per la conservazione, la produzione e lo sviluppo dei prodotti della terra e dintorni. Ne deriva che la piccola proprietà contadina può essere in realtà utilizzata anche per l'acquisto di questi immobili che in realtà sono non terreni ma fabbricati, quindi per l'acquisto dell'abitazione e per l'acquisto di tutti i fabbricati strumentali conseguenti. L'unico presupposto che si ritiene debba sussistere è un collegamento con la terra che viene comprata, in quanto dobbiamo ricordare che lo scopo della PPC è non speculativo, perché l'operazione si presume non speculativa ma soltanto diretta all'incremento dell'azienda coltivatrice. Quindi quando una persona si mette a 5.000 vite di terreno e si mette a comprare centri commerciali, ovviamente qualcosa non torna, quindi la piccola proprietà contadina non sarà utilizzabile. Ma in tutti i casi in cui, poi in effetti nel senso non è che c'è una regola a priori, però in tutti i casi in cui l'acquisto di fabbricati è accompagnato dall'acquisto contestuale o precedente di terreno, sarà invocabile agevolazione piccola proprietà contadina. Non esiste un quantum, come ho detto, basta che sussista un criterio di logica proporzionalità. Quindi l'agricoltore che non ha terreno sufficiente da condurre non potrà comprare un numero eccessivo di fabbricati con l'agevolazione, e viceversa, dipende poi dal tipo di attività svolta, dal tipo di strutture praticabili, però astrattamente è incredibile anche per i fabbricati. Quindi, ricapitolando, l'introduzione l'abbiamo fatta, abbiamo vista lo scopo anche, l'oggetto e banalmente quali sono gli effetti invece della piccola proprietà contadina. Ecco, questa è la domanda più importante. L'ascoltatore agricoltore si chiederà, ma perché devo chiedere la soluzione di piccola proprietà contadina? Allora, abbiamo detto che chi compra un terreno agricolo paga l'imposta di registro del 15% normalmente. Bene, con l'agevolazione di piccola proprietà contadina l'imposta di registro, invece che il 15% diventa fitta, euro 200, qualunque sia l'imposto della vendita, imposta ipotecaria 200, tasse ipotecarie catastale 90, bollo esente, l'unica imposta quindi abbiamo 500 euro circa di imposte fisse, l'imposta catastale è l'unica proporzionale ed è l'1%. Quindi invece che il 15% più imposte fisse, si pagano imposte fisse più 1%, col minimo di euro 200. Quindi facendo due calcoli, un agricoltore compra un terreno per 1 milione di euro, dovrebbe pagare normalmente 150.000 euro solo di imposta di registro, più le fisse. E invece che della piccola proprietà contadina pagherà l'1%, quindi 10.000 euro, tanto per fare un esempio. Chiaramente queste esenzioni intanto perdono significato, non vuol dire che si compra gratis, intanto queste agevolazioni perdono significato in quanto si va al prezzo delle vendite. È chiaro che quando si fanno vendite per lotti minimi 2.000-4.000 euro, comunque parte sempre quel 700-800 euro di imposti minimi, perché abbiamo detto 200 più 200 minimi più 90, cioè non è che se si compra un terreno a 400 euro allora l'1% è 4 euro, no, partono comunque sempre le imposte minime. Di conseguenza in realtà parliamo di importi minimi per fare le tasse minime, anche quando c'è la piccola proprietà contadina, sono circa 700-750 euro. Più l'onorario del professionista e l'IVA, quindi arriviamo ovviamente a un minimo e questo bisogna tenerne conto. L'effetto quindi essenzialmente è una riduzione della aliquota delle imposte. Non sarà poco, ma sarà semplice da dire questo è l'effetto.
Prima di vedere l'ultimo punto che riguarda appunto la PPC, curioso può anche essere ciò che riguarda i requisiti soggettivi dell'acquirente. Quindi possono accedere alla PPC soltanto il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritti nella gestione previdenziale dedicata. La società agricola che abbia richiesto ed ottenuto la qualità di imprenditore agricolo professionale, e il coniuge o il parente di linea retta già proprietario di terreni agricoli, in convivenza del coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale iscritto nella sezione previdenziale separata, il coadiuvante iscritto nella gestione previdenziale separata del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale, a sua volta iscritto nella gestione previdenziale separata. Quindi, detto tutte queste parole che sembrano montagne insuperabili, vediamole appunto con il notaio uno per uno nel dettaglio. Bravo Valentina, hai già detto praticamente, non so più che cosa aggiungere, nel senso, banalmente, chi è l'agricoltore? L'agricoltore è quello che lo fa di lavoro, quindi non è una persona che per diletto, per hobby, coltiva il terreno, si sarà un coltivatore nel gergo economico del termine, però giuridicamente non è un agricoltore. L'agricoltore è quello che lo fa di lavoro. Di lavoro vuol dire che ai fini INPS, che poi è quello, l'INPS è il martello e al tempo stesso la salvezza del paese, l'INPS dice che cosa uno fa. E secondo l'INPS uno non può fare più lavori, in buona sostanza. Nel senso che comunque uno deve avere un'attività prevalente. A maggior ragione un'attività agricola che è corredata di tutte queste agevolazioni, dici bene, io le agevolazioni riconosco questo regime fiscale particolare soltanto se tu mi dici sei un agricoltore e vivi di quello. Se tu fai l'agricoltore, ma in realtà lo fai per hobby, come secondo lavoro, ma il tuo lavoro principale, i tuoi redditi principali derivano da altro, eppure la tua attività, ma non sei un agricoltore, non hai la PPC e non hai tutte le agevolazioni reddituali che consideriamo. Chiunque può avere una partita agricola, chiunque, ma l'agenzia delle entrate apre, non è vietato. Il problema è che nel momento in cui si va ad iscriversi nella sezione specifica INPS degli agricoltori, se non è l'attività prevalente non la puoi rifiutare. Quindi per capire tutto bisogna riferirsi al modello CD4 che rilascia l'associazione di categoria che attesta se una persona è o meno nella sezione previdenziale INPS. Se lo è un agricoltore, gode di tutte le agevolazioni che abbiamo. Se non lo è un agricoltore di fatto, ma non ai fini fiscali ora considerati. Quindi ricapitolando, come ha detto Valentina, possono chiedere al PPC il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, sono la stessa figura, dipende semplicemente in estrema sintesi dalla dimensione dell'azienda. L'imprenditore agricolo professionale si immagina una realtà più meccanizzata, il coltivatore diretto una realtà più piccola, più personale, più legata ancora al mondo del lavoro manuale, però in realtà sono differenziazioni adesso non importa. La società agricola, che altro non è che, in realtà potremmo fare una puntata solo per dire quando una società diventa agricola, molto semplicemente è la società composta dall'agricoltore. La società agricola è quella società dove partecipa un agricoltore, a seconda dei casi che siano società di persone capitali o come socio o come amministratore. Quindi la società diventa agricola quando ha dentro ripeto, o come socio o come amministratore, a seconda di caso, un agricoltore, molto semplicemente che dà l'attribuzione a una società soltanto contemporanea. Dopodiché c'è il coniuge, questa è una novità recente, il coniuge del coltivatore diretto, anche se a sua volta o i parenti di linea retta sono già proprietari di terreni agricoli e sono coniugi del coltivatore diretto, anche se a loro volta non sono coltivatori diretti perché non sono iscritti nella sezione previdenziale, non sono iscritti alla sezione previdenziale, possono usufruire della PPC, perché magari il coltivatore non intesta il terreno a sé, ma a un altro familiare. E poi è stato recentemente previsto anche il coadiuvante, cioè quello che lavora, dà una mano nelle imprese proprio riconosciute finiste con un atto vero e proprio, dà una mano, non è un lavoratore subordinato, non è intestatario dell'impresa agricola, è un'altra persona che coadiuva nell'impresa agricola
decide di intestarsi i terreni, è iscritto nella sezione previdenziale questa volta, può usufruire della PPC. Non direi altro sul punto. Come finale, diciamo, di questo argomento, banalmente lo possiamo dire della decadenza invece dall'agevolazione della piccola proprietà contadina. E come ogni esenzione, come ogni agevolazione, la piccola proprietà contadina ha un vantaggio, però l'istituzione dice che ha un vantaggio se però rispetto a alcune regole. I requisiti di accesso, che uno decade banalmente quando non hai requisiti, cioè quando non eri coltivatore diretto, non eri società agricola, non eri imprenditore agricolo professionale, decadi, oppure quando il soggetto non coltiva da fondo o lo rivende prima di 5 anni. Abbiamo detto che lo scopo è il presupposto logico della agevolazione PPC è che l'acquirente sta facendo, si presume quantomeno, un'operazione non speculativa, ma di investimento dall'azienda. È chiaro che se una persona compra un terreno con questo scopo e smette di coltivarlo o addirittura lo rivende prima di 5 anni, il legislatore dice: io te l'ho dato il vantaggio, però liberissimo di venderlo, ci mancherebbe. Però è chiaro che a questo punto mi dirai: l'operazione però a me mi sembra molto speculativa, anzi non solo mi sembra, io la presumo, e tu non puoi fornire prova contraria. Cosa vuol dire quindi? Che se una persona ha chiesto l'agevolazione di piccola proprietà contadina e dopo 2 anni vende il terreno, o magari smette di coltivarlo e lo affitta al vicino, il legislatore dice: perfetto, questo va benissimo, ma a questo punto non riesco a comprendere per quale motivo ti devo riconoscere l'agevolazione. Per questo motivo ne decadi. Cosa vuol dire? Invece dell'1% dovevi pagare il 15%, quindi io ti mando da pagare la differenza, il 14%, più ovviamente le sanzioni e gli interessi. Per cui ricaviamo che l'acquirente con PPC deve, oltre ad essere coltivatore, impegnarsi a coltivare il fondo personalmente per almeno 5 anni e a non venderlo, altrimenti decade. Direi che abbiamo chiuso con il discorso della PPC e altro argomento interessante. Adesso probabilmente ne daremo giusto 2 accenni e poi vediamo se è il caso magari di riprenderlo nella prossima puntata. Altro argomento interessante è quello dell'interdizione legale. Vediamo subito quindi un po' la sua natura giuridica, l'applicazione, i presupposti, anche gli effetti di questo appunto argomento. Allora, una cosa che molte volte poche persone pensano, ma che in studio ci si chiedono molto, perché siamo molto interessanti sul punto, è la procura in carcere, oppure l'atto in carcere. Una persona condannata, chiusa in carcere, o magari nel resto domiciliare, come tutte le persone ha un patrimonio. Non pensiamo male per forza, non è che una persona ovviamente in carcere deve avere per forza un patrimonio criminoso che sarebbe peraltro oggetto di sequestro. Ma una persona in carcere può essere in carcere per più disparati motivi e ha un patrimonio da gestire, ovviamente. Questo patrimonio da gestire può derivare ovviamente non solo dalle sue attività criminose, che ripeto sarebbe oggetto di sequestro, ma può derivare dal suo lavoro onesto e legale che precedentemente ha svolto, oppure da colpi di fortuna, oppure semplicemente da lasciti ereditari da parte di terzi. E la persona in carcere ha un patrimonio da gestire ed è interesse di tutti che questo patrimonio sia gestito bene anche da parte dei suoi familiari o sì. Pensate come vi sentireste se fosse una persona in carcere non potesse più fare atti. Magari voi siete comproprietari per una quota con una persona che è in carcere che non esce, non si può vendere bene, non si può affittare, non si può ristrutturare, non si può gestire, mantenere. Pensate che danno. Di conseguenza anche queste persone come tutti gli altri hanno ovviamente necessità di fare degli atti ed è giusto che sia così, indipendentemente dal motivo per cui uno sia in carcere. A questo punto però molti in realtà non considerano una cosa: la persona in carcere però è in carcere. Il notaio, ovviamente la persona in carcere, stanno in casi particolari, non può uscire, però il notaio può recarsi in carcere e questo ci mancherebbe. Il problema, dietro ovviamente autorizzazione e comunicazione al direttore del carcere, che è colui che gestisce la struttura. Il problema però è questo: ma la persona in carcere può fare gli atti? Allora, questa domanda è una domanda che non si pone proprio nessuno, e la risposta è dipende.
In realtà, molto tempo fa, esistevano di andare in carcere anche per denti, quindi il carcere era visto come una misura fortemente sanzionatoria, ma ancora prima dal punto di vista sociale, prima ancora che giuridico. E quindi il carcerato, colui che lo è stato, o quantomeno lo è sempre stato visto nel bene, nel male, potremmo parlare bene, potremmo parlare male, ma è così tuttora, come un soggetto in qualche misura particolare, che deve pagare perché ha violato una legge e ha fatto un danno alla collettività. E questo pagare è legato non solo alla sanzione principale, che è la detenzione, ma anche a funzioni accessorie, perdita della potestà genitoriale, divieto di assumere uffici pubblici perpetuamente o per un certo termine, di assumere appalti, e anche tra queste misure accessorie c'è l'interdizione legale. Quindi l'interdizione legale è una misura civile accessoria ed automatica al sopravvenire di determinate condanne, in particolare di quelle superiori a 5 anni. Si intende condanne definitive, quindi la persona che è in carcere per una misura preventiva non è interdetto legalmente, anche se condannato a pene molto alte. La condanna è definitiva quando non è più oggetto di impugnazione, quindi quando primo grado, secondo grado, o al primo grado senza impugnazione nei mesi disponibili, o appello senza Cassazione nei mesi disponibili, oppure completati i 3 gradi senza rinvio. In questo caso la condanna diventa irrevocabile e definitiva, basta il giudicato, come si dice civilmente, in caso in sede penale si dice condanna irrevocabile. A questo punto il soggetto, se è condannato a una pena inferiore ai 5 anni, è un soggetto normalistico, quindi può fare atti come se fosse fuori dal carcere. Se viceversa è condannato a una pena superiore a 5 anni e la sta ancora nel momento in cui la sta scontando, è interdetto legalmente. Cosa vuol dire interdetto legale? L'interdetto di solito è una misura giudiziale che viene applicata alle persone inferme di mente, che non possono ovviamente, come ad esempio un minore, fare gli atti in proprio perché non hanno la capacità necessaria, si nomina un tutore che fa gli atti al posto loro. Ebbene, il condannato a una pena superiore a 5 anni o all'ergastolo è equiparato a questa situazione, quindi non può fare gli atti personalmente, deve farsi nominare un tutore che, dietro autorizzazione del giudice tutelare, lo rappresenta. Lo scopo è niente, è una misura sanzionatoria. È una misura sanzionatoria, forse sarà brutto, sarà un residuo magari di un'epoca passata, sarà forse una forzatura inutile magari del sistema giudiziario, ma questa è la regola. Quindi se c'è l'ergastolano, la persona condannata a una pena superiore a 5 anni, il notaio non può andare in carcere, non perché non si possa recare, ma perché questa persona non è considerata legalmente capace di agire, come fosse un minore, e quindi un parente deve fare il tutore, e sarà il tutore che farà gli atti al posto suo dietro autorizzazione di volta in volta del giudice. Questa semplicemente è l'interdizione legale. Presupposte, abbiamo detto, condanna superiore a 5 anni, e attenzione che l'interdetto rimane interdetto per tutto il periodo che sconta la pena, anche quando ha il permesso premio che esce dal carcere. Quindi tante volte è capitato, non per fortuna da noi, però abbiamo sentito di persone che magari il permesso premio o libertà vigilata dice in questo momento non sono interdetto perché sono fuori dal carcere. No, assolutamente no. Rimane interdetto per tutte quelle che sono semplicemente una sospensione temporale per non dare esecuzione della pena, ma il soggetto rimane condannato che intanto che non abbia finito l'espiazione totale. Quindi non è che solo perché si può fisicamente recare dal notaio e non è il notaio per andare in carcere, il soggetto non è in questa posizione di interdetto legale. Gli atti dell'interdetto legale, ovviamente, se di fatto violando queste disposizioni, sono nulli, sono invalidi. Benissimo, siamo riusciti a toccare anche questo argomento. Direi che anche per oggi possiamo concludere qui. Speriamo di esservi stati utili. Invitiamo chi volesse ovviamente a chiamare il numero 328 24 08 154 o a scrivere alla nostra mail il notaio risponde @gmail.com per ricevere chiarimenti o porre delle semplici domande. Ringraziamo il notaio Federico Montagna. Grazie a tutti gli ascoltatori. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata e alla prossima puntata. Avete ascoltato